Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, con problemi per Zawadi, e va davanti Vassallo dal 10, o almeno prova a farlo, trova però al suo interno la resistenza da parte di Taylor Matto e anche di Passion Barboy. Passion Barboy che insiste all'attacco di Taylor Matto, Vassallo che rimane per il momento in terza ruota, poi lunghi birilli c'è anche Silao della Buzia, quindi Vis Rod, mentre è partito molto bene Zipriz che è già in sesta posizione. In scia ora a Vassallo perché Visrod ha preso la via della corda in anticipo su Ubaldo Jet e così Zipriz figura in seconda pariglia dopo 400 metri svelti passati in 31. In vantaggio Passion Barboy nei confronti di Taylor Matto, quindi Silao della Buzia all'esterno Vassallo, poi ancora Visrod con a destra Zipriz, Ubaldo Jet con ai suoi fianchi Taiga Jet, quindi ancora 0 Giulia che chiude lungo i birilli Zula del Duomo. 1 minuto e 6 decimi la prima parte di gara, gli 800 di Passion Barboy passati a ritmo molto svelto. Passion Barboy che continua così in netta evidenza nei confronti di Taylor Matto che lo fila. 1.16,3 il primo chilometro e viene via Zipriz dalla scia di Vassallo. Ne ha usufruito per 1 chilometro e ora viene a destra perché Vassallo non lo porta più avanti. Subito a seguire le mosse del favorito c'è Taiga Jet che precede 0 Giulia, quindi ancora Zitrunas. Un'altra frazione in 15,3 per Passion Barboy che continua a ritmo brillante. Zipriz ora è arrivato a destra, lungo la corda c'è Taylor Matto in pariglia, Taiga Jet, quindi lungo la corda ancora Silao della Buzia, terza pariglia esterna per 0 Giulia, 15,8 la curva di destra, Passion Barboy che si difende in vantaggio, Zipriz che attacca all'esterno, in pariglia c'è sempre Taiga Jet, Zipriz che mette qualcosina avanti a Passion Barboy che cerca di difendersi ancora per un po'. Zipriz che tende ora a passare, viene via in mezzo alla pista Zitrunas con passo arrembante. Zipriz allora deve liberarsi in fretta di Passion Barboy per replicare a Zitrunas. La piegata conclusiva passata in 16,1, Zipriz in vantaggio, Zitrunas che prova ad arrivare, allunga Zipriz che prende margine, Zipriz che viene a dominare il campo al minimo dei giri, secondo è Zitrunas, mentre per il terzo posto c'è lo sprint di Taylor Matto che a fil di palo appariglia completamente Taiga Jet, poi ancora Ubaldo Jet. 1.17,1 il ragguaglio cronometrico, 2.33,5, 31 la chiusa per il successo di Zipriz. Antonio Di Nardo che coglie il triplo in giornata, questa volta per il training di Salvatore Matteri, i colori della scuderia Opitergium. Il percorso esterno di Zipriz che parte benissimo, si mette in scia Vassallo, poi passa su Passion Barboy e in arrivo si isola. Il successo del numero 15 di Zipriz. Andiamo a rivedere poi nelle immagini il completamento del marcatore con il secondo il 14 di Zitrunas, 15-14, mentre per il terzo posto il 2 di Taylor Matto avanti al 12 di Taiga Jet e poi dovrebbe sbucare, eccolo qui, l'1 di Ubaldo Jet, 15-14, 2 12, 1 l'ordine d'arrivo probabile del quinte di giornata, la settima corsa all'Arcoveggio di Bologna, che è tutto all'insegna di Zipriz e Antonio Di Nardo.